Buon pomeriggio, benvenuti a Linea Rovente. Torniamo su un argomento trattato qualche settimana fa, la povertà, la difficoltà di avere un tetto, ma soprattutto di avere un pasto caldo al giorno. Abbiamo parlato con Romeo, il presidente del Banco Alimentare, dei 120.000 poveri che si servono appunto al Banco Alimentare. Abbiamo anche avuto in collegamento Pasquale Perri, direttore della Casa di San Francesco d'Assisi, una struttura che a Cosenza è un punto di riferimento, e poi oggi sui giornali, neanche a farlo apposta, come capita spesso quando la realtà supera la fantasia più negativa che ci sia, sulle prime pagine dei giornali c'è una storia invece che va in controtendenza rispetto alla voglia di solidarietà che c'è fra noi, per fortuna. Arriva da un sindaco, un qualcosa che ci fa addirittura rabbrividire, ma fa già abbastanza freddo quindi è facile. Como, il coprifuoco di Natale, via i clochard dal centro, vietato dargli latte e biscotti. Questo è solo il titolo, a pagina 20, qua siamo su Repubblica, ma è un articolo che troverete magari con tagli diversi, con interpretazioni diverse, magari con anche il plauso da parte di qualche articolista che dirà fa bene il sindaco di Como perché in fondo i clochard danno fastidio, non fanno parte dell'arredo urbano, soprattutto nelle feste dove le luminarie devono farla da padrona, no? Noi invece siamo diversi, lo diciamo così a gran voce, e ci occupiamo invece di chi ha bisogno, cerchiamo di stimolarvi per fare di più. Già fate molto, ma c'è da fare di più. Abbiamo lanciato un'idea con Romeo, quella di istituzionalizzare il banco alimentare con delle postazioni fisse nei supermercati, negli alimentari, così in modo da dare ai cittadini di dare ogni giorno qualcosa, una percentuale minima anche della propria spesa che vada alle famiglie, alle persone, ai bambini, che sono poi i soggetti più deboli, perché a loro nessuna responsabilità può essere attribuita, non si può dire non ha voluto lavorare, non ce l'ha fatta, non è stato bravo, no, ai bambini non si può dire niente, loro non hanno nessuna colpa e dunque è giusto aiutare prima loro. Buon pomeriggio, benvenuto a Pasquale Perri. Già in quella telefonata era stato molto incisivo e da lì ho deciso, poi ci siamo avvicinati alle feste che non dovrebbero essere, ma sono ancora purtroppo il momento in cui si pensa di più a queste cose. Naturalmente per fortuna le iniziative e la volontà di fare del bene si sta estendendo, quindi oggi cominciamo dall'attualità. Avete avuto gli alunni del liceo scientifico Fermi che vi hanno dato una mano? Sì, probabilmente sono ancora alle prese con la somministrazione di un pranzo della solidarietà che hanno inteso promuovere in occasione del Natale. Sì, il più delle volte Natale diventa un momento convenzionale nel quale verosimilmente ci si sente stimolati a rendersi più parte attiva in un processo di solidarietà, di assistenza o comunque di vicinanza a chi vive nella difficoltà e nel bisogno. La nostra struttura convenzionalmente potrebbe riassumere in sé 365 giorni all'anno lo spirito e il senso del Natale. Sì, più Natali, insomma, sì. per aiutare più persone. Dopo il divieto, i volontari cacciati dai vigili, la Caritas si ribella, la città si divide. Come dicevo, la città si divide, già questa è una bruttissima notizia, peggio ancora perché finché lo fa uno solo, il sindaco, anche se il primo cittadino ci può stare pure bene, ma che poi ci sia un seguito, un codazzo, chiamiamolo così, quella cosa è preoccupante. Diventa per certi versi anche difficile trovare degli spazi di commento, comunque di riflessione che possano rimanere il più possibile aderente rispetto a una scelta posta in essere da un'amministrazione comunale o comunque da una porzione di cittadinanza, perché per certi versi, richiamando anche un'immagine evangelica, Gesù stesso diceva che i poveri li avrete sempre con voi. In qualche modo l'immagine del povero è un'immagine vecchia quanto l'uomo, perché le dinamiche della vita comune in qualche modo generano purtroppo delle forme sperequative nella distribuzione delle risorse, e c'è chi
ne beneficia in maniera esagerata e c'è chi purtroppo non riesce ad avere nemmeno il minimo per la sopravvivenza. Quindi sicuramente anche alle porte del Natale un atteggiamento che fa scalpore, ma che realmente è privo di giustezza o comunque di una giustificabilità, in un contesto dove purtroppo i poveri aumentano e anziché adottare misure del genere si dovrebbero forse pensare meglio a delle azioni più incisive di contrasto alla povertà. Per vedere come finirà questa storia bisognerà aspettare qualche giorno, perché sicuramente i quotidiani nazionali la seguiranno. C'è da dire che già il sindaco ha ottenuto quello che voleva, perché i volontari si sono spostati in un'altra zona per aiutare questi clochard, e quindi alla fine lui è riuscito nell'intento di pulire, fra virgolette, usiamo questo termine bruttissimo, il corso centrale, ma questa era la sua intenzione. Beh, sicuramente oltre che pulire il suo corso centrale, purtroppo ha finito lui stesso per assumere su di sé una forma di povertà, perché si è impoverito di una presenza di volontari che verosimilmente su un territorio potevano assicurare comunque un servizio. Parliamo dell'Oasi. Dal 2010 questa gestione, e adesso serve centinaia di persone, sia agli interni, nelle varie strutture, poi ne parleremo, vedremo anche la novità della casa femminile nella seconda parte della trasmissione, sia tante altre persone che ruotano attorno a questo presidio. Sì, è una storia lunga e in maniera così incidentale, forse per certi versi la celebreremo anche nel pomeriggio di oggi, perché l'amministrazione comunale restituirà alla città di Cosenza la Piazza Riforma. L'opera Casa San Francesco, che oggi si chiama Casa San Francesco, ha le sue origini nella stessa presenza dei frati cappuccini a Cosenza, perché quali buoni e veri frati del popolo hanno tenuto sempre unita all'amore di Dio l'amore per il prossimo. E la testimonianza di questa prossimità dei frati di Cosenza alla gente bisognosa è testimoniata dal fatto che sin dal loro arrivo si sono attrezzati per garantire in uno spazio attiguo al loro refettorio una piccola forma di refezione per i poveri che bussavano direttamente alle porte del convento. Sicuramente nel corso della storia anche questa modalità ha conosciuto delle evoluzioni, perché anche i fenomeni cittadini si sono evoluti, la storia anche dei frati ha conosciuto diversi passaggi, alcuni di un passato ormai un po' remoto ma ancora vivo, anche un po' dolorosi e sofferti. Quello che conta è che quando un'opera è nel cuore di Dio, gli uomini passano ma l'opera rimane e addirittura conosce una crescita. Anche la scelta di ridenominare non tanto gli immobili, non tanto le strutture, quanto un'attività che viene posta in essere e che continua ad essere portata avanti dai frati cappuccini della Calabria oggi, prima della provincia di Cosenza, della provincia religiosa di Cosenza, attraverso l'azione degli operatori, dei volontari, risponde proprio alla necessità di dare un'immagine il più possibile calda, accogliente, rassicurante, confortante a tutti coloro che bussano alle porte delle nostre strutture. Quanti sono? Allora, noi facciamo per certi versi sempre un distinguo rispetto anche alla modalità di accesso ai servizi, perché abbiamo servizi ad accesso residenziale da servizi ad accesso esterno, comunque ad accesso basso, di bassissima soglia. All'interno delle nostre case trovano ospitalità all'incirca 92 persone, mentre quelli che accedono quotidianamente a mensa sono più o meno, oscillano tra le 50 e le 70 persone, nonostante risultino tesserati, quindi nella possibilità di accedere anche in maniera estemporanea alla nostra mensa circa 300 persone. Parliamo dei servizi residenziali, abbiamo così accennato alla mensa, abbiamo un servizio di docce, di guardaroba, un poliambulatorio medico, un servizio di ascolto quotidiano che viene in qualche modo garantito anche facendo riferimento a delle professionalità volontarie che si accompagnano a noi,
Ci siamo inventati nel 2014 un servizio così un po' banale, ma per certi versi utile per tenere il polso di tante situazioni, che è quello di un pane per casa. Lo facciamo una volta a settimana, il venerdì, distribuendo inizialmente a circa 50 famiglie, adesso addirittura siamo arrivati a 180 famiglie, una forma di pane fresco da utilizzare poi nel fine settimana. Sicuramente Casa San Francesco rappresenta una tra le tante, ma forse la più numericamente la più significativa, di realtà sul nostro territorio che funge da una parte da ammortizzatore ai fenomeni della povertà, dall'altra parte rimane sicuramente un osservatorio privilegiato per cogliere comportamenti, per anticipare possibili evoluzioni di una povertà che nel tempo comunque conosce, lo dicevamo anche nel corso dell'intervista telefonica, nel corso della diretta con Gianni Romeo, che conosce sicuramente delle evoluzioni di cui non si può non tener conto. Di questi 300 e di questi 92 si può fare una stima degli italiani e degli stranieri che si seguono questi servizi? Diciamo che la stima, noi generalmente facciamo una duplice stima, poi cumuliamo i risultati per avere un'unica geografia dei nostri ospiti. Cioè, è evidente che l'accesso dell'utenza esterna riguardi prevalentemente persone provenienti da altri contesti di Europa e del mondo. Sicuramente continua a prevalere in buona sostanza la percentuale delle persone che provengono dall'Est Europa, alle quali si unisce in maniera sempre più insistente quella di coloro che appartengono al flusso migratorio legato africano e asiatico. Questo per quanto riguarda l'utenza esterna. Anche l'utenza esterna, banalmente parlo della mensa o comunque del servizio di docce, soprattutto di guardaroba, annovera una presenza sempre più importante di persone del posto. Calabresi. All'interno delle comunità residenziali purtroppo la percentuale più elevata è di persone di sesso maschile e sicuramente di italiani, i cosentini e calabresi. Questa più o meno è la geografia. Sì. Domenica avete fatto il pranzo di Natale, è stato un appuntamento? Sì, diciamo che il pranzo augurale è un momento ormai di tradizione, che vede la presenza benedicente, per così dire, del nostro arcivescovo, una presenza necessaria, anche se limitata magari a questa circostanza qui, perché esprime il sostegno, l'incoraggiamento, il calore, l'affetto del pastore della nostra Chiesa. Al suo fianco naturalmente il presidente di Casa San Francesco, che statutariamente rimane sempre il ministro provinciale pro tempore dei frati cappuccini di Calabria. E poi sicuramente era rappresentata tutta la cittadinanza cosentina per la presenza del sindaco. Quest'anno abbiamo avuto anche la presenza del vicequestore delegato proprio dal questore del vicequestore Cantafora, per una rappresentatività anche necessaria rispetto agli organismi di pubblica sicurezza, tanti amici, tanti benefattori, ma soprattutto tanti ospiti, tutte le famiglie che seguiamo, oltre a coloro che quotidianamente vivono e si rivolgono a noi. Allora, parleremo dopo di un'altra iniziativa che è il pacco alimentare. Adesso andiamo proprio dentro l'Oasi, dentro la casa di San Francesco, per ascoltare la prima storia che abbiamo raccolto. Dovremmo essere già in pubblicità, non so se è così. No, una telefonata. Allora, buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Io mi chiamo Michele Colosimo, che abita a Cigliano, provincia di Cosenza. Ho molto piacere di venire qua, di essere accolto e di essere aiutato, di essere ascoltato da tutti, perché sono anch'io un ragazzo che ho sofferto
soffro. Io perché ho mi bisogno spiace, ma di- non capisco bene, non so se ha il televisore acceso oppure dobbiamo migliorare l'audio all'interno dello studio. Viene da Scigliano, sì, mi chiama. Sì, Ci dica. Giuliano, sì, Ponte Sì, di Cosenza. sì. La sua domanda? Sono un ragazzo che voglio essere ascoltato, voglio essere aiutato perché di fronte a io ho problemi economici e anche di salute di essere accolto nella comunità. Sperando al direttore migliori auguri, buon anno, un felice anno nuovo, collaborazione con la speranza di essere anche io accolto qui in questa sede Mi scusi, lei vuole essere della... accolto nella struttura? Questo mi sembra aver capito? Io ho Sì, difficoltà. Sì, io vuole sono essere accolto nella aiutato. struttura. Quali sono Allora, l'iter per... gli iter sono diversi, ma in buona sostanza diciamo che la comunità, cioè l'organizzazione di Casa San Francesco all'interno delle sue comunità passa oltre che da una forma di, per così dire, gestione diretta, a sportello, da parte nostra rispetto a dei fenomeni che vengono considerati e valutati direttamente al nostro interno, anche attraverso intermediari della Chiesa, per esempio? naturalmente le Caritas, le associazioni, i movimenti, le associazioni di volontariato, ma per coloro che hanno un'aderenza a territori un po' più distanti rispetto al territorio urbano di Cosenza, il più delle volte la segnalazione passa anche attraverso i servizi sociali del luogo. E allora diciamo al telespettatore di Scigliano di rivolgersi ai servizi sociali che probabilmente già lo seguono e quindi di segnalare il caso alla Casa di San Francesco d'Assisi. Certo, ma lì dove volesse avere un contatto diretto con noi, Può così anche come fanno accedere tutti, può accedere, e chiedere... può utilizzare direttamente o il nostro recapito telefonico di linea fissa, Che è che è 0984 0984 21664. 21664 084 perché chiama da fuori il Sì. distretto Cosentino, ma Scigliano mi sa che Sì, è nello rientra stesso comunque, distretto, sì. quindi così rispondiamo al nostro telespettatore. Dicevamo, se abbiamo ancora tempo, di andare subito all'interno della Casa di San Francesco per ascoltare la storia di Giuseppe. Giuseppe si è trovato in difficoltà, è giovane, ha 2 figli, però adesso in questo momento ha soltanto una speranza. Sentiamolo. Giuseppe, quando sei arrivato nella casa di San Francesco? Nel 2013. Sono già quasi 4 anni che sei qui, ma come ci sei arrivato? Ci sono arrivato che sono rimasto senza lavoro, senza vivere, e giù per giù mi sono fatto aiutare dai servizi sociali, non avendo un punto di riferimento, mi hanno mandato qui a Cosenza. E per fortuna sono accorto bene come le persone mi aiutano di quello che possono, perché giustamente sono un padre di famiglia, divorziato, senza lavoro, disperato, vorrei avere magari pure io una vita normale come tutti quanti. Hai perso il lavoro? Che lavoro facevi? Io facevo un po' di tutto, di manutenzione manuale, edile, se mi chiamavano a tagliare l'erba con il taglierba, tutto tipo di manutenzione manuale, possibile e immaginabile. Ho fatto anche il pastore. Hai 31 anni, il tuo matrimonio quanto è durato? Il mio matrimonio è durato pochissimo, 5 anni, perché non siamo andati d'accordo con mia moglie e ci siamo divisi. Io ogni tanto vado dai bambini, che il giudice mi ha detto di una volta al mese, faccio il possibile, non gli faccio mancare niente con tutto ciò che mi trovo qui dentro e quindi mi do da fare come posso. Quanti bambini hai? Ce n'ho 2, un maschietto e una femminuccia. Il maschietto di 6 anni e la femminuccia da 5. Qual è la cosa che ti fa soffrire di più? Non avere i miei figli vicino. Questo è il quarto Natale che me lo passo senza di loro. Cosa sogni per il futuro? C'è una speranza? Sì, cioè io per il futuro sogno magari come posso dire, di rialzarmi in piedi, di magari
per vedere un po', un attimino di trovarmi una casettina, magari pure che i miei figli non vengono con me, ma almeno per le feste, diciamo, perché adesso sono in una famiglia adottiva. Se non avessi la casa di San Francesco, saresti senza neanche un'ancora di salvezza? Sì, è vero, se non ci fosse questa struttura qua, fossi in giro a fare il barbone, senza una speranza, senza niente. E questa è la storia di Giuseppe che ci ha toccato molto, perché fra l'altro ne sono i bambini, insomma, poi legatissimi al padre, che lui vede una volta al mese. Giuseppe si sta attrezzando, si sta dando da fare per cercare di risollevarsi. Lui ha questa voglia, questa volontà, questa forza. Sì, diciamo che è l'immagine più bella di come, nonostante si arrivi provati dalla difficoltà, anche dalla sofferenza, perché per la privazione di un genitore dei propri figli penso che sia uno dei dolori più grandi, o comunque una sofferenza costante, quotidiana. Però pur consapevole dei suoi punti di partenza, rimane comunque propositivo, cioè ecco il senso alla casa, cioè è bella anche l'immagine che hai voluto dare a questo intervento, la casa della speranza, perché poi alla fine è quello che ci sforziamo di alimentare. Giuseppe nella sua intervista nella sua semplicità comunque si è reso testimone di una speranza, la sua speranza di dare anche con piccoli aneddoti un risvolto nuovo a una vita di difficoltà, di stenti, di sofferenze. Il piatto caldo è in fondo una metafora del nutrire la speranza. Sì, il piatto caldo è una metafora, nonostante ecco, anche rispetto alla modalità con cui ci si approccia alla povertà, forse prima ci si concentrava di più sulla necessità di soddisfare un bisogno corporale o materiale, che dir si voglia. Rimane certamente un punto di partenza, però la povertà oggi è accompagnata da tanti altri fattori molto più intimi, molto più dignitosi per certi versi, che tante volte superano anche la possibilità di dare un piatto caldo. Ritorno nell'immagine della casa, perché anche etimologicamente quando parliamo di casa parliamo di un luogo all'interno del quale trovare rifugio, comunque uno scudo rispetto a un mondo che in qualche modo ci ha provato, ci fa paura, o comunque che genera sofferenza. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, abbiamo altre storie da raccontarvi nella seconda parte di Linea Rovente, a fra poco. Di nuovo in studio stiamo parlando di povertà, della Casa della Speranza a Cosenza, la casa di San Francesco d'Assisi, l'ex Oasi. Abbiamo ricevuto una telefonata da parte di un telespettatore siciliano al quale abbiamo dato un'indicazione, sia il numero di telefono ma anche la possibilità di rivolgersi ai servizi sociali o direttamente alla Casa di San Francesco per avere un aiuto. E parlavamo appunto della storia di Giuseppe con 2 bambini, una situazione di separazione, di divorzio, con la perdita del lavoro, adesso lui si sta attrezzando, diciamo, della speranza. La famiglia come baluardo che quando si sgretola, quando implode, esplode, crea queste situazioni a uomini o donne. Quella degli uomini è un fenomeno in crescita, in difficoltà, ne parlavamo in quella telefonata. Quando la famiglia si sgretola succede di tutto. Chi ne paga le spese? E allora parliamo prima delle vite che si ribaltano, cioè persone che non erano abituate o avvezze in alcuni casi alle difficoltà, alla povertà, che si trovano invece a far fronte a problemi enormi. Vedremo poi una storia, appunto. Era quello che sostanzialmente dicevo prima quando parlavo di di forme più dignitose, o comunque che sono velate sicuramente da maggiore pudore rispetto al passato, di forme di povertà in questo senso, forme di povertà nuove. Quando la famiglia si disgrega, al di là delle cause o comunque anche al di là dell'assenza di lavoro, comunque di
una sofferenza economica, per così dire. E purtroppo qualsiasi siano i fattori, nel momento in cui il nucleo familiare si sfalda, chi ne paga per primo le conseguenze è l'uomo, in questo caso il papà, il marito, perché nella tutela dei figli e della moglie le soluzioni che si trovano sono sempre, vedono sempre il papà essere distaccato dal resto della famiglia. È anche vero che succede il contrario, specialmente quando poi il papà non rispetta le tutele che vengono assegnate. Naturalmente. Insomma, chiaramente c'è una parità di genere in questo Sì, caso. c'è una parità di genere. Però diciamo volte, che il soggetto che viene... Sì, ma è anche la modalità con cui viene concepita l'offerta di alcuni servizi, perché mentre esiste una tipologia di strutture, che è quella delle case famiglia, all'interno delle quali vengono accolte le mamme in difficoltà con i loro figli, Sì. dall'altra parte esistono soltanto strutture di accoglienza per uomini in difficoltà. Quindi anche la modalità con cui si risponde al disagio tende a privilegiare, per necessità, ma anche per, forse anche per opportunità, l'inclusione dei figli con la mamma e lo scorporamento comunque del papà. Dell'elemento maschile. Andiamo ad ascoltare la storia di Antonio, che è invece un nome di fantasia, che ci racconta appunto questa sua doppia vita, di punto in bianco è cambiata completamente il suo scenario, la sua vita, e da una villa da centinaia di migliaia di euro si è ritrovato a dover chiedere di dormire nella casa di San Francesco. Sentiamo. Purtroppo ho avuto un pochettino una sventura con mia moglie, non lo so, dopo 32 anni di matrimonio, non so, una mattina si alza e dice non te ne puoi andare perché non sento più niente in te. Ecco. Purtroppo mi trovo qua, devo ringraziare il signor Perri, il direttore, che almeno hai una stanza, hai un tetto, un qualche cosa da poter ripararti, un piatto caldo, se no purtroppo mi trovo veramente sotto i ponti. Io ho 42 anni agente di commercio, mi ero realizzato, avevo fatto una delle ville più belle a Saporito di Rende, purtroppo intestato tutto a mia moglie, mi sono trovato solo intestato con la macchina. A 60 anni ripigliarsi di nuovo, guarda che è difficile. Purtroppo il destino ha voluto questo e mi trovo qui al posto sbagliato, nel momento sbagliato. Purtroppo, che devo dire, questo forse è il destino delle persone. La crisi quando è iniziata? La crisi è iniziata quasi 2 anni fa. Purtroppo ero la pedina sbagliata in quella casa, ho 2 figlie laureate, non gli ho fatto mai mancare niente e questo è il ringraziamento dopo 32 anni di matrimonio. E ho avuto veramente una delusione brutta della vita. Non pensavo che a 60 anni mi dovevo trovare qui. Mi trovo abbastanza bene perché c'è ospitalità, c'è un po' di tutto, gli amici, però giustamente adesso incomincia il Santo Natale, che è la festa più bella dell'anno, trovarsi qui senza i familiari, guardate che brutto. Senta, lei non ha una pensione ancora? No, ancora no. Perché i contributi gli agenti di commercio sono stati riconosciuti verso il 90, quindi mancano un sacco di contributi ancora per andare in pensione. Meno male che ho un lavoro da poter tirare avanti, le sigarette, però ripigliarsi, guardate che è difficile a 60 anni. Adesso fa ancora agente di commercio? Sì, agente di commercio, ma c'è crisi, sono demoralizzato, mi sto ripigliando pian pianino. Non riesce a mettere insieme i soldi necessari per vivere da solo e in più deve dare anche soldi alla famiglia? No, famiglia no, non ha voluto niente mia moglie, perché il 21 giugno abbiamo fatto il divorzio definitivo, non ha voluto niente, anzi ci voleva che voleva anche un sussidio con tutto quello che si è pigliato.
una villa che vale intorno ai 700.000 euro, trovarsi qui senza niente. Ma i suoi figli non l'aiutano? No, sono anche contrari a me. Sto cercando di tirare fuori un feeling con loro, ma non ne vogliono sapere, e quindi ancora di più sono demoralizzato, sono proprio deluso della vita, deluso. E poi vediamo in televisione che succedono tragedie, eccetera, eccetera, magari qualche problema in quella famiglia c'è. Loro lo sanno che lei è qui? No, loro no, non lo sa nessuno, perché ho veramente vergogna di dirlo agli amici, parenti, eccetera, eccetera, perché dopo 42 anni di lavoro trovarsi qui è brutto. Gli amici la cercano? Sì, ma io vado spesso e volentieri a Rende, sto quell'oretta con gli amici, con i parenti. Dice, ma adesso dove vivi? Mi sono affittato una casettina, sto solo, basta. Sanno che mi sono affittato una casa, non sanno che io sono qui. Che poi potrei anche dirglielo, perché non è che vergogna, non è che sei andato a rubare o hai fatto qualche cosa di male. Però ero uno stimato nelle mie zone, uno invidiato, perché non mi mancava niente nella vita, mi ero realizzato su tutto. E ci eravamo promessi con l'ex mia moglie, adesso mettiamo qualche soldino da parte, sistema i miei figli come ci hanno sistemato a noi, perché io sono figlio di contadino, me ne vanto perché i nostri genitori ci hanno dato dei valori, di rispettare la gente, e mio padre ne era molto orgoglioso di me. Io l'ho perso l'8 agosto, una pedina pure fondamentale, dava dei consigli, eccetera, eccetera, e purtroppo adesso ricominciare da capo, farsi una vita nuova, guardate che è difficile. Poi sono demoralizzato proprio a livello matrimoniale, insomma, non me l'aspettavo dopo 32 anni. E questa è la storia di Antonio. Naturalmente non entriamo nel merito delle vicende, lui ha toccato anche argomenti personali, ma è proprio il simbolo di come si possa finire dalle stelle alle stalle. Questo potrebbe succedere anche al sindaco di Como, Probabilmente stia sì. attento, scherziamo naturalmente, però insomma bisogna mettersi nei panni a volte di chi si trova poi in queste situazioni, Sì, e che poi va a chiedere aiuto. Signor Antonio, nome di fantasia, ci ha raccontato questo spaccato, insomma, questa doppia vita. Ha parlato di vergogna, poi ha detto no, ma non mi vergogno di niente, perché io in fondo non ho fatto nulla di male, almeno adesso ha bisogno di aiuto e ha trovato chi glielo dà. Parliamo del pacco alimentare. Sì, è una delle iniziative che promuoviamo in occasione del Natale. Dai primi del mese di dicembre abbiamo emanato, per così dire, anche nella forma dell'avviso pubblico, la possibilità comunque che 300 famiglie di Cosenza potessero accedere a questo piccolo beneficio. Le domande sono state, rispetto all'anno scorso abbiamo cercato di prevedere il numero di possibili richiedenti. L'anno scorso avevamo fatto sì e no 140 pacchi, le domande sono state 250, quest'anno abbiamo previsto 300 pacchi, di domande ne sono arrivate 330. In occasione del Natale esprimiamo anche questa forma di presenza e di vicinanza a favore di famiglie del territorio di Cosenza. Ritorniamo sempre al discorso della speranza. Con un pacco di alimenti dato a Natale non si risolve sicuramente il problema della povertà, ma per noi è un modo per esprimere il fatto che noi ci siamo, e per quelle che sono le nostre possibilità non ci facciamo sfuggire occasione per manifestare affetto, amicizia a chi è toccato da una dinamica di povertà o di emarginazione o di disagio. Dall'intervista precedente giustamente hai detto di quanto ci si possa ritrovare dalle stelle alle stalle, quindi i fenomeni della povertà che una volta osservavamo con distacco dobbiamo tenerli molto più vicini a noi, perché non esistono più elementi di solidità
rispetto ai quali dire io sono sicuro di non ritrovarmi mai in una situazione di necessità e di bisogno, proprio perché c'è questa vulnerabilità nelle nostre dinamiche lavorative, economiche, familiari. Forse anche ritorna un po' l'immagine del sindaco del comune di Como, di cui parlavamo prima. Bisogna essere sicuramente più attenti e più rispettosi della povertà altrui, perché può diventare anche la povertà nostra, una povertà non personale. è un anatema, ma è soltanto no, una no, sicuramente no, è un dato di fatto. dato di fatto. Pacco alimentare dunque, e adesso il futuro. Parliamo delle strutture innanzitutto, perché ho trovato una novità importante nei pressi della Casa di San Francesco che non conoscevo, la struttura femminile. Possiamo vedere le immagini? Sì, intanto l'opera di riqualificazione è partita nel 2012, perché abbiamo riconfigurato tutti gli spazi interni dello stabile di prima via Smara, adesso via Francesco Principe. L'accoglienza era concepita inizialmente in camerate con bagni comuni. Ci siamo resi conto sostanzialmente di quanto anche questo fosse per certi versi, se non lesivo, ma almeno mettesse in discussione anche una forma di privacy o comunque di dignità personale che ognuno tendeva a conservare. Da lì siamo passati a realizzare in tutto lo stabile camere doppie con servizio interno, quindi i nostri ospiti sono accolti tutti in una camera doppia e hanno il bagno a disposizione all'interno dello spazio di riposo. E tra il 2015 e il 2016 abbiamo realizzato questa nuova struttura. Vediamola di nuovo, abbiamo già visto le immagini dell'esterno e interno, molto accogliente, molto bella. Sorge proprio in uno spazio contiguo il convento del Santissimo Crocifisso, e qui sono accolte 12 donne. Abbiamo per certi versi trasferito anche a livello modulare quella che era l'accoglienza delle donne nello stabile di via Smara all'interno di questa nuova struttura. Una struttura che risponde anche, penso le immagini restituiscano bene la modalità con cui l'abbiamo voluta e l'abbiamo concepita. Anzi, gli stessi frati ci tengono che le nuove strutture che sorgono abbiano il massimo della qualità, sia nella scelta dei materiali, sia nelle soluzioni energetiche, proprio perché anche chi si trova nella povertà, nella difficoltà, privo di una casa, venendo da noi possa trovare il meglio che c'è. Abbiamo conosciuto le donne, le ragazze che sono in questa casa. Tranquillizzatevi, lo stendino non lo facciamo vedere perché ci tengono tantissimo che tutto fosse in ordine. Infatti la preoccupazione era: ma ci sono i panni stesi? Vabbè, i panni stesi, meno male che ci sono, sarebbe assurdo il contrario. Ascoltiamone una. Maria, nome di fantasia, qualche parola per dirci che anche lei ha trovato la sua ancora, la sua base di partenza, per il momento anche un lavoretto con voi, e poi cercherà di spiccare il volo. Sentiamola. Come mai è arrivata qui? Per una situazione un po' particolare, quindi però... Problemi in famiglia, lavoro? Sì, problemi di famiglia. Come ci è arrivata? Nel senso che si è trovata un giorno senza un punto di riferimento, ha dovuto cercare, ha passato qualche periodo in difficoltà prima di arrivare qui? Sì, ho passato un periodo un po'... però poi mi hanno consigliato di venire a Casa San Francesco e quindi mi sono trovata qua. Prima di arrivare qui ha dovuto cercare altri luoghi? Dalle suore a Corso Telesio, casa nostra. Mi hanno ospitato per una decina di giorni, poi sono venuta qua. Adesso cosa fa durante il giorno? Cerca lavoro? Fa qualcosa per... Il direttore mi ha dato la possibilità di lavorare qua, quindi ho la borsa lavoro. È una situazione che la soddisfa? Cercherà altro? Cercherà di ricrearsi una vita? Più avanti credo di sì, però per il momento va bene. Immaginava di incontrare queste difficoltà nella vita? C'è stato un momento in cui pensava di avercela fatta, di aver trovato un equilibrio, una stabilità?
c'è stato un periodo che pensavo che fosse andato tutto male, però diciamo che da quando sono qua mi sto trovando benissimo, non bene, benissimo. Adesso la sua speranza per il futuro qual è? La mia speranza sarebbe quella che più avanti di trovare qualcosa di mio, insomma, un altro lavoro, qualcosa più. Intanto in questa casa ha fatto anche amicizie, ha rapporti di collaborazione. Sì, tantissimi. È un'esperienza che le ridà fiducia anche nelle persone. Sì, certo. È quello che abbiamo notato, questo clima sereno nella casa famiglia. A proposito, il 6 gennaio è un'altra data importante. Sì, un'altra data importante, tieni presente Gianluca che descrivere quello che facciamo diventa difficile perché mi rendo conto che facciamo tante cose, però approfitto di questa intervista per dire che noi facciamo anche un'altra cosa. Da 2 anni a questa parte, mediante una convenzione che abbiamo stipulato con il Centro per l'Impiego di Cosenza, noi ci rendiamo anche parte attiva per quello che è possibile, nell'offrire delle possibilità di reimpiego, comunque di minima autonomia economica ai nostri ospiti, promuovendo l'attivazione di borse lavoro di tirocini. L'avevo capito dall'intervista di Maria. Sì, che gli ospiti realizzano all'interno degli stessi nostri servizi, venendo assegnate a delle mansioni ausiliarie rispetto al flusso organizzativo, certo, che comunque si autosostiene in questo modo la struttura e in più dà un'opportunità, certo, appunto la Casa della Speranza anche per questo. Certo. Piuttosto stavamo dicendo? Il 6 gennaio. Il 6 gennaio. La Casa Famiglia. Sì, il 6 gennaio è un'altra data importante, il giorno dell'Epifania. Inaugureremo una nuova piccola struttura che avrà la finalità di dare ospitalità alle donne migranti e non, ma al momento diciamo che rispondiamo ad una piccola emergenza che si è già creata al nostro interno, alle donne migranti in stato di gravidanza o comunque con bambini. La particolarità di questa struttura è che i frati hanno messo a disposizione l'immobile all'interno del quale storicamente è nata la mensa dei poveri, che abbiamo ristrutturato, riadeguato, riconfigurato, al suo interno potranno trovare ospitalità 4 mamme e 4 bambini. La scelta del 6 gennaio è una scelta un po' così anche simbolica. Sì, simbolica, che è il giorno in cui ricordiamo la manifestazione di Gesù bambino ai magi e anche il giorno in cui gli stessi magi vanno a portare al bambino i doni, e in qualche modo noi vogliamo esprimere il nostro dono a una comunità che è la comunità di Casa San Francesco, ma più in generale a tutta la comunità cittadina e calabrese di una nuova realtà. Questa Casa Famiglia è contigua alla Casa di San Francesco oppure in un'altra zona? Come ti dicevo, questa struttura è contigua al convento, cioè praticamente chi ricorda la prima mensa dei poveri, la prima mensa dei poveri sorgeva in un immobile che è all'interno del perimetro del convento, quindi la logistica di Casa San Francesco si differenzia anche nelle strutture, perché oltre all'immobile o comunque all'edificio storico di via Asmara, adesso abbiamo la struttura delle donne a via Romualdo Montagna, abbiamo un gruppo appartamento in via Tocci nei pressi del Bar Due Palme, inauguriamo adesso il 6 gennaio questa nuova struttura. E poi abbiamo visto che nelle immagini con la casa dove siamo stati proprio ieri, accanto c'era un cantiere già aperto perché là si creerà l'ambulatorio. Sì, i frati, quindi il consiglio d'amministrazione ha in qualche modo raccolto una piccola intuizione che è venuta dal basso, ma dal basso nel senso che da parte di chi quotidianamente è impegnato nei servizi, rispetto alla possibilità di avere un luogo diverso, distaccato dalla struttura di via Asmara, all'interno del quale concentrare le prestazioni medico-specialistiche. Lo facciamo con la massima audacia perché vogliamo realizzare un poliambulatorio nuovo, attrezzato, perché anche i sospetti diagnostici che possono essere trattati senza ricorso all'ospedale
vengano definiti all'interno di questa nuova struttura, alleggerendo per certi versi anche in maniera così indotta il lavoro del pronto soccorso. 30 secondi per gli scenari futuri, la delibera 499, siamo in chiusura. Sì, gli scenari futuri sono per certi versi preoccupanti, per altri entusiasmanti, nel senso che quando c'è un riassetto normativo rispetto non solo alla configurazione organizzativa a livello locale, quindi per quella che è la delibera di cui stavi parlando della giunta regionale, ma quanto più la riforma del terzo settore prevista dal decreto legislativo 117 dello scorso agosto 2017, che in qualche modo riformula tutti gli enti che una volta chiamavamo ONLUS, adesso dovranno chiamarsi semplicemente del terzo settore, ci impone la necessità di riorganizzare completamente tutta la nostra attività. Grazie a Pasquale Perri, grazie a voi che ci avete seguito, vi auguro un buon Natale. Domani saremo ancora qui con Isabella Roccamo a parlare di questi problemi, poi ci rivedremo noi dopo le festività con un'altra puntata e posso anticiparvi già che parleremo del lavoro che c'è, quello che magari qualcuno non vuole fare e poi delle richieste di lavoro dei calabresi. Grazie ancora a Pasquale Perri, direttore della Casa di San Francesco d'Assisi, noi ci vediamo appunto la settimana prossima, arrivederci.